Mario Rigoni Stern sosteneva che il bosco non deve essere abbandonato al suo destino, in quanto luogo da vivere in silenzio per rigenerare l'anima dell'uomo. A maggior ragione oggi, a pochi mesi dalla terribile tempesta che ha devastato i boschi delle montagne venete, i boschi dell'altopiano e del Bellunese non possono essere lasciati soli. Su queste basi poggia la 9ª edizione del premio dedicato alla memoria di Mario Rigoni Stern, che verrà assegnato sabato nella splendida cornice di Palazzo Labia a Venezia, dove lo scrittore Marco Balzano riceverà l'ambito riconoscimento per il suo libro Resto qui. La cerimonia avrà un bis domenica al Teatro Mille Pini di Asiago. L'edizione 2019 è stata presentata oggi a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale del Veneto. Appuntamento col premio Mario Rigoni Stern a Venezia, è la seconda volta che lo portiamo in Laguna, anche per dare la giusta valenza e il giusto riscontro a un grande scrittore che ha lasciato il segno non solo in terra veneta ma direi nella letteratura internazionale. Un premio per la letteratura multilingue delle montagne, che sta avendo sempre più attenzione e sempre più successo da parte delle case editrici, da parte di scrittori, con iniziative che vanno anche a premiare chi della montagna e chi del vivere in montagna ne ha fatto una, diciamo così, stile di vita. Il legame fra l'importante evento culturale e quel che è successo sulle montagne venete pochi mesi fa è sottolineato anche dalla giuria. Era inevitabile dedicare il premio di quest'anno ai boschi distrutti dalla tempesta Vaia, per vari motivi. Prima di tutto perché questi boschi sono stati, Mario Rigoni Stern li ha visti crescere insieme a lui in qualche modo. Ne ha registrato per primo la fragilità, perché erano tutti boschi fatti dopo la guerra e utilizzando un'unica varietà, cioè l'abete rosso, che ha rivelato appunto la sua fragilità, e poi per un altro motivo però anche più sostanziale, perché nel lavoro di Mario Rigoni Stern è molto presente il senso del limite che l'uomo deve rispettare nel suo rapporto con la natura. La 2 giorni veneziana e asiaghese servirà infine a scoprire alcuni aspetti ancora inediti della vita dello scrittore, che sono emersi di recente nelle fasi di studio dell'immenso archivio di Rigoni Stern. Effettivamente sì, una quantità di materiale molto eterogenea e che è il risultato di una vita con 1000 interessi.